e non lo conosciamo perché l'indagine epidemiologica che avrebbe dovuto essere condotta per monitorare lo stato di salute della popolazione del delta del Po è stata improvvisamente interrotta. Però da questo ultimo punto di vista devo segnalare una notizia che dovrebbe essere stata eclatante in un sistema di informazione normale e che invece non ha trovato una grande considerazione sulla stampa. E qui parlo come un rappresentante della stampa, ma mi sia consentito che si aprirebbe un discorso importante che apro e poi chiudo in una piccola parentesi di indipendenza dei mezzi di informazione dai principali inserzionisti pubblicitari. E io credo che il caso della centrale di Porto Tolle, della sua trasformazione a carbone e del ruolo della stampa in questa vicenda sia emblematico e forse varrebbe la pena che fosse approfondito. Sto parlando di una notizia che è una notizia terrificante per Enel. È la notizia che la Procura della Repubblica di Rovigo ha chiesto un rinvio a giudizio dei vertici dell'Enel, dei direttori dei centrali e di tutti i quadri intermedi per un reato 437 del codice penale, aver omesso di collocare nella centrale di Porto Tolle impianti destinati a prevenire infortuni e disastri. E fin qua, vabbè. Il problema è che la Procura della Repubblica ha messo al lavoro gli esperti del registro tumori ed epidemiologia ambientale dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, i quali hanno accertato che questo disastro si è verificato. Perché tra il 1998 e il 2002 i bambini di età compresa tra 0 e 14 anni residenti nei comuni del delta del Po, Veneto ed Emiliano hanno avuto un significativo aumento di patologie respiratorie associato questo alla concentrazione di inquinanti tipici della centrale termoelettrica, in particolare l'esposizione a vanadio, che viene definito come il principale microinquinante tipico tracciante delle emissioni delle centrali alimentate a olio combustibile. Ripeto, questa è una notizia che metterebbe in ginocchio che se ci fosse un rinvio a giudizio Enel, ma è una notizia sensazionale che già un istituto importante come l'Istituto Tumori di Milano abbia individuato una possibile connessione, possibile rapporto di causa-effetto tra l'emissione della centrale e le malattie respiratorie della popolazione infantile. Ed è la prima volta che questo succede. Ma noi troviamo le notizie confinate nella pagina locale. Quello che abbiamo descritto è la storia, abbiamo detto, di questa centrale, è un po' il bilancio consuntivo, mancano gli aspetti sanitari. Qual è il bilancio preventivo? Che cos'è questo? Qual è il bilancio preventivo di questo progetto di trasformazione a carbone? Ecco, ci sono dei dati che emergono dai procedimenti amministrativi, dai procedimenti giudiziari, che è necessario conoscere, che è necessario, indispensabile che i pubblici amministratori, che purtroppo salvo qualche notevole eccezione, non ne vedo tanti in questa sala, dovrebbero conoscere. Innanzitutto non è vero che questo progetto, come viene ripetuto in varie sedi, e a queste affermazioni non veritiere viene dato grande risalto, non è vero che questo progetto abbia avuto tutti i pareri positivi da parte degli organi di controllo. Il fondamentale parere espresso dal fondamentale organo di controllo, cioè l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, aveva sì espresso un parere positivo, ma ad una condizione: che fossero imposti limiti molto più severi sui microinquinanti più pericolosi, cioè sui metalli, sulle diossine, sui furani. Tutto questo è stato disatteso. La cosa anomala è anche che la giunta regionale in un primo momento aveva chiesto che il giudizio di via favorevole fosse subordinato a questi limiti, e poi in una sorprendente e dal contenuto non veritiero successiva delibera di giunta regionale ha affermato l'esatto contrario.
e non è un caso che la proposta di legge regionale che è attualmente all'esame del Consiglio regionale ometta di prendere in considerazione tra i diversi inquinanti che esamina proprio i metalli pesanti, cioè proprio quegli inquinanti che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente aveva evidenziato, sui quali l'Agenzia per la protezione dell'ambiente aveva richiamato l'attenzione, subordinando il proprio parere positivo. In secondo luogo, non è vero che la trasformazione a carbone della centrale costituisce il miglior progetto possibile. È esattamente il contrario. Quello che emerge dagli atti amministrativi e processuali è l'esatto contrario. Ormai è acclarato dal Consiglio di Stato che l'eventuale trasformazione a carbone è assolutamente più impattante sotto il profilo ambientale di una trasformazione a metano. Il tentativo di Enel, sostenuto in sede procedimentale, di avvalorare la tesi contraria, ha addirittura aperto un procedimento penale per falso ideologico. Sono stati depositati dei dati non veritieri al Ministero dell'Ambiente e, come hanno dimostrato i consulenti tecnici della Procura, lo stesso mantenimento della centrale ad olio combustibile, ovviamente adeguandola sotto il profilo ambientale, quindi mettendo i desolforatori, perché non mi risulta che la centrale ad oggi abbia i desolforatori. Il mantenimento del funzionamento ad olio combustibile sarebbe da preferire sotto il profilo delle emissioni rispetto ad una centrale della medesima potenza a carbone. In terzo luogo, non è vero che la centrale sia adeguata alle migliori tecnologie disponibili. Anche questo lo ha evidenziato il Consiglio di Stato nella sua pronuncia. Non sono state rispettate le linee guida europee per le migliori tecnologie disponibili con riferimento alle emissioni di alcuni inquinanti, monossido di carbonio e ammoniaca in modo particolare. Insomma, ancora una volta Enel riserva a Porto Tolle il peggior trattamento possibile sotto il profilo ambientale e forse anche sotto il profilo sanitario, almeno ad ascoltare le autorevoli dichiarazioni in campagna referendaria di un ex presidente di Enel, il quale ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sulle stime di altissima mortalità annuale imputabili alle centrali a carbone. Non è vero, e ne parleranno poi gli altri relatori con ben maggiore competenza della mia, che il carbone sia una scelta compatibile in termini di inquinamento globale, di emissioni di CO2. Immagino che si parlerà anche di questo fantomatico sperimentale progetto di cattura della CO2 limitato a 1/10 delle emissioni della centrale di Porto Tolle. Infine, non è vero che quella della centrale a carbone sia una scelta compatibile con le attività primarie della pesca, dell'agricoltura, tantomeno del turismo e della tutela del parco naturale. La centrale a carbone, lo si è visto a Civitavecchia, è un attrattore di due tipologie industriali: i cementifici, che utilizzano gli scarti dell'impianto, e le discariche di rifiuti per il trattamento del CDR che viene utilizzato a Civitavecchia, e la possibilità di utilizzare CDR è aperta anche dal decreto di via della centrale di Porto Tolle. Dunque quella del carbone è una precisa scelta economica, sociale per il territorio, una scelta irreversibile, non compatibile con destinazioni turistiche e di valorizzazione ambientale.